La politica migratoria che farebbe Fratelli d'Italia è diametralmente opposta a quella che sta facendo il governo Renzi. Il tema degli hotspot è uno di quei temi che si inseriscono nella politica del governo di centrosinistra, la cui filosofia è facciamo entrare chiunque voglia arrivare da noi. Secondo noi bisogna combattere a monte le ragioni per le quali questa gente scappa e arriva da noi, che vuol dire sostenere i governi legittimi che in Libia, in Iraq, in Siria, in Nigeria combattono contro il fondamentalismo, perché chi scappa scappa soprattutto dal fondamentalismo, e fare una politica seria di accoglienza per i rifugiati che effettivamente hanno diritto, di distribuzione nei 28 paesi dell'Unione Europea di questi rifugiati, quindi equa distribuzione e rimandare a casa tutti gli altri, perché la politica di dire chiunque arriva sul nostro territorio sta qui qualche mese, qualche anno in attesa che forse qualcuno gli dica che non aveva diritto all'asilo politico, ma quando si scopre che non hanno diritto all'asilo politico rimangono comunque sul territorio nazionale, tanto li mantiene lo Stato italiano e gli italiani, è una politica che non si può fare e che noi non faremo mai.